Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera. E i tifosi del nostro amato Napoli sono già in allerta totale. Scontro, siamo tornati con un aggiornamento imperdibile, portando informazioni freschissime e dirette dai dietro le quinte del club. Come sempre, il nostro impegno è mantenerti davanti a tutto ciò che accade nel mondo azzurro. Prima di immergerci in questo argomento che sta lasciando tutti a bocca aperta, lascia già il tuo like. Iscriviti al canale e attiva la campanella, perché quello che arriva adesso promette di scuotere il futuro del Napoli. Palla da calcio fuoco. Secondo fonti di Sky Sport, il Napoli è sul punto di annunciare una delle rinnovi più attesi della stagione. Quello del centrocampista André Frank Zambo Anguissa. Il giocatore camerunense, maglia numero 99. È considerato uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte ed è stato un vero motore a centrocampo. In questa stagione, Anguissa è stato eletto migliore in campo 5 volte in Serie A. Un risultato che dimostra non solo la sua costanza, ma anche la sua importanza tattica ed emotiva all'interno della rosa napoletana. Il club, guidato da Aurelio De Laurentiis, vuole garantirsi la sua permanenza a lungo termine e farlo rapidamente. Il contratto attuale di Anguissa scade a giugno 2027, dopo che il Napoli ha esercitato un'opzione di rinnovo automatico recentemente. Tuttavia, ciò che è in trattativa ora è un nuovo accordo più lungo e valorizzato, che dovrebbe elevare lo stipendio del giocatore a circa 4 milioni di euro a stagione, riflettendo la sua rilevanza all'interno del progetto azzurro. Secondo il giornalista Luca Marchetti, intervistato da Radio Marte, i colloqui stanno avanzando in modo positivo e l'accordo potrebbe essere ufficializzato molto presto. Sono settimane intense, ha dichiarato Marchetti. Da mesi si parla di negoziazioni che si sono fermate e poi ricominciate. Ma il rinnovo di Anguissa è sempre stata una priorità assoluta. In estate la firma sembrava imminente, e ora, con la stabilità che Conte ha portato, tutto indica che l'annuncio è vicino. Altrimenti significherebbe che qualcosa è cambiato, ma fino ad ora tutto procede allineato. Il Napoli vuole continuare con Anguissa, e Anguissa vuole continuare al Napoli. Questa reciprocità è stata una delle chiavi per il successo delle trattative. Il giocatore, molto amato dai tifosi e rispettato nello spogliatoio, non ha mai nascosto il suo desiderio di rimanere in Campania, anche di fronte agli interessamenti di club esteri, compresi giganti come il Galatasaray e club della Premier League. Per Anguissa, il progetto guidato da Conte rappresenta l'opportunità perfetta per evolvere e competere ad alto livello, restando una pedina indispensabile al cuore del centrocampo. Inoltre, il Napoli vede il rinnovo come un movimento strategico per consolidare la base della rosa prima della riapertura del mercato trasferimenti. Con la Coppa d'Africa in avvicinamento, il club vuole evitare qualsiasi tipo di incertezza contrattuale e, allo stesso tempo, rafforzare l'impegno a lungo termine con i suoi leader principali. L'idea è chiara: blindare la rosa e rinforzare l'ambiente interno, mostrando che il Napoli rimane saldo nella sua ricostruzione e ambizione di lottare per titoli. Se tutto andrà come pianificato, l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane e sarà accolto come un vero regalo per i tifosi partenopei. Dopotutto, Anguissa non è solo un giocatore, è il simbolo di un Napoli moderno, competitivo e resiliente. E ora vogliamo sapere da te, tifoso azzurro, approvi il nuovo contratto di Anguissa? Credi che oggi sia il cuore del centrocampo del Napoli? Lascia la tua opinione qui nei commenti e raccontaci cosa rappresenta questo giocatore per il club. E ovviamente, se ti è piaciuto questo aggiornamento esclusivo direttamente dai dietro le quinte, sostieni il canale con un super thanks cuore blu fuoco, questo ci aiuta tantissimo a continuare a portare le notizie più calde sul nostro amato Napoli. Forza Napoli sempre!